Quello che sta facendo Electrolux per noi è la conferma che questa è l'Inox Valley ancora. Non sarà più l'Inox Valley dei grandi volumi produttivi, ma è sicuramente l'Inox Valley delle grandi capacità tecnologiche portate sul prodotto e sul processo produttivo. A pochi giorni dall'incontro avuto con gli emissari della multinazionale svedese, i sindaci di Susegana, Conegliano e Santa Lucia si sono seduti a un unico tavolo per incontrare la stampa e sottolineare come la decisione di Electrolux di investire 110 milioni di euro nello stabilimento trevigiano costituisca un segnale positivo per l'intero territorio in termini di occupazione e di indotto. La soddisfazione è di non ragionare più a una cosa che sembrava decotta, che procurava i cortei sulla Pontebana di tutte le parti civili di questo territorio a difesa di uno dei pilastri dell'economia della sinistra Piave, e adesso ragionare invece attorno alla prospettiva che un grande gruppo internazionale di levatura mondiale abbia scelto lo stabilimento di Susegana come il suo fiore all'occhiello per la trasformazione tecnologica, cioè implementare la parte produttiva più moderna. Susegana, stabilimento da 250.000 metri quadrati di superficie, diventa centro strategico per Electrolux e al di là delle rivendicazioni e delle cautele di sindacati e lavoratori, agli amministratori spetta il compito di avviare una nuova stagione di dialogo che consenta all'intero comprensorio di beneficiare di questa consolidata presenza. Altro fronte è quello viario e in questo senso tornano d'attualità due discusse opere anche alla luce del completamento della Pedemontana. Conegliano ha aggiornato il progetto della tangenziale sud. È un progetto di oltre 4 km per circa 75 milioni di euro. Adesso lo porteremo all'attenzione sia ministeriale che regionale perché riteniamo che la tangenziale sud si deve fare assolutamente. Abbiamo assoluta necessità che la viabilità sia all'altezza delle nostre esigenze. Noi abbiamo un tema molto importante sicuramente a Santa Lucia con la famosa opera del casello autostradale. Oggi pensiamo che l'ultimazione della Pedemontana ci possa far ripartire questo concetto.